L'intervento di oggi di Danieli presso la Triennale sarà incentrato sul tema importantissimo dell'innovazione al servizio della competizione. L'azienda punta moltissimo su questo tema ed è un asset attuale su cui investe moltissimo. In particolare oggi presenteremo come l'azienda in questi anni ha continuato a sviluppare il tema della riduzione diretta delle acciaierie elettriche in particolare, che è il fiore all'occhiello dell'azienda che noi del gruppo Danieli. Il gruppo Danieli sta investendo molto in questi ultimi anni a 360 gradi nell'ambito della produzione dell'acciaio, in modo da fornire impianti ed equipaggiamenti sempre più competitivi ai propri clienti, che sono distribuiti in tutto il mondo e nelle aree emergenti del mondo. In particolare ci sono da menzionare i grossi sviluppi dell'area della riduzione diretta, l'integrazione delle acciaierie elettriche, argomento peraltro che abbiamo affrontato oggi nel nostro intervento, un grande lavoro nell'ambito delle innovazioni sulla tecnologia della colata continua e della laminazione, che è il fiore all'occhiello del gruppo Danieli. In particolare grossi sforzi, le frontiere attuali sono nell'integrazione della tecnologia di processo insieme con l'innovazione nell'automazione, in maniera tale da portare prodotti sempre più in grado di gestire contemporaneamente la complessità degli impianti con la semplicità dell'interfaccia uomo-macchina. Danieli Automation, che è il primo partner di Danieli nello sviluppo di tecnologie per il controllo di processo e di produzione, diciamo in questa occasione, guardando al futuro, punta su sistemi di conduzione e di governo degli impianti molto innovativi e con diciamo, tecnologie che al momento non erano state sperimentate nel settore. Un ruolo importante in particolare lo ha giocato in questo tentativo di sviluppo e diciamo, di abbattimento di alcune delle frontiere più importanti delle tecnologie di automazione nel settore siderurgico, lo ha giocato l'utilizzo diciamo, di strumenti e metodologie progettuali completamente nuove, quali per esempio l'utilizzo di ingegneria cognitiva piuttosto che l'utilizzo di intelligenza artificiale e meccanismi di autoapprendimento.